Cioè, arrivati a questo momento, che è l'inizio del video, bisognerebbe trovare dell'entusiasmo da youtubero che fa sì che io inizi con buongiorno ragazzi, abbiamo qui questa marchetta sensazionale che... Non ho voglia. Vabbè, fatti e fa bene. Stringi ragazzo, tante aziende mi chiedono di recensire i loro prodotti. Quasi sempre dico di no, perché insomma a volte si tratta anche di robe un po' assurde o che non c'entrano, tipo non so, le NordVPN, piuttosto che magliette da calcio mi hanno anche chiesto, insomma cose veramente assurde di tutti i tipi, o cose insomma anche doppie. Adesso su Io gonfia un taglio anche a cotorze, frigoriferi, eccetera eccetera eccetera, però non ho potuto dire di no a questa cosa. Questo video ha un doppio senso. Il primo senso è che questa cosa mi piaceva, serviva una parola grande, però mi piaceva, ok? Quindi per averla gratis ho accettato questa richiesta di fare il video. Come seconda cosa, però insomma credo anche che un navigatore, anzi un sistema completo, adesso lo vediamo con integrato il sistema Apple Car e Android Auto, sia una cosa molto interessante per il tuo camper. Faccio perché? No, aspetta, ho fatto l'unboxing. Aspetta un attimo, prima di fare l'unboxing te tacco i luci da youtubero. Tac. Tutta un'altra roba, vari quelli che si mista, te fa tutte le lucette, no? Che piace tanto i tosatei e lucette che incantano. Va bene, dai, torna su che femo l'unboxing. Sì, lo so che se dice unboxing, lei che fa una battuta così, ragazzo, se una roba diventa veramente impossibile ormai, Torna su un attimo, faccio una premessa che io questo dispositivo ce l'ho avuto in passato, questo è un altro che uso per fare l'unboxing e quindi lo conosco già molto bene, motivo anche per il quale ho deciso volentieri di tenerlo, diciamo, e fatti appunto il video. Versi a scatola, fai versi di stupore, tanto mi so già, vedi tu. Dentro te gasto bel monitorino da 9 pollici, abbastanza wide screen. Ma sto veloce quelle caratteristiche tecniche, perché sinceramente puoi andartele anche a leggere, io ti racconterò le mie impressioni e te lo faccio vedere sul campo, ok? Quindi tieni conto che questo dispositivo fa anche da dashcam, ok? C'è questa telecamera qua che se tu te lo metti davanti riprende sempre tutto quello che stai facendo, in più all'interno c'è una aspetta che inquadro magari anche cosa di tu, una micro SD da 64 giga, la quale sì è vero contiene il software, gli aggiornamenti eccetera, però contiene anche i video che vengono registrati continuamente, cioè continuamente quando è acceso dalle videocamere, perché te che parla il plurale singono dei videocamere, viene solo che una davanti, no, non viene solo che una, senso un attimo, ma sta buono un attimo, tasi su. Poi ti faccio vedere tutto così ti prendi avanti. C'è il c'era, no c'è ancora, ok, c'è il piedistallo a ventosa, ok, regolabile col braccio, vedi, ok, per chi non dovesse avere un appoggio si attacca questo piedistallo a ventosa nel vetro del camper, insomma dopo fa T e fa bene, ok. Poi aspetta che fa, so come chi fa gli influencer così, chi fa come anche un nome sta monada, ma non mi ricordo più, chi fa i rumori qui, queste robe, o chi fa così, aspetta, fermo, sta lì, guarda, attento. Ancora capire sta cagata, però va bene. Questo invece è il piedistallo, che è quello che utilizzerò io. C'è un biadesivo molto potente, io ti consiglio, come consiglio mio personale, ok, di tenerlo momentaneamente un po' libero questo dispositivo, in quanto sai, il camper è una cosa un po' personale, delicata, poi magari vai male a guidare, ce l'hai davanti, allora intanto te lo posizioni in un posto senza incollare, fissare eccetera, perché dopo dici no cazzo, avrei preferito metterlo di là era più comodo, oppure non mi interessa che fa la dashcam davanti quindi me lo metto storto, cose del genere, però ormai hai usato il biadesivo e capisci che sono problemi dopo, hai capito? Questo è il suo alimentatore, ad accendisigari tu puoi anche insomma farti un sistema, tagliartelo, fartelo attaccare al tuo sistema 12 volt e metterci un adattatore. Ti dico una cosa, questo qui input ok va a 12 volt, devi stare sempre molto attento quando utilizzi certe cose nel camper, perché tante cosine sono a 5 volt, 9 volt, sono un po' particolari. Tu per default magari usi una
alimentatore 12 volte, che di solito è il classico che si usa, e bruci fuori tutto, e poi inizi a farti domande: ma come mai sei stringhe? No, non sei stringhe, no, anche adesso che sei tu al monitor non sei stringhe, che servono le streghe. È il timeout del monitor che io ho impostato, perché siccome so in un camper non è che posso tenere il monitor sempre acceso, perché non mi serve. Uguale, se tu inizi a bruciare cose di continuo, vuol dire che ci sarà un motivo alla sorgente, ok? Quindi perché la cosa che ho viene bruciata. Il suo cavetto per attaccarlo alla linea AUXIN dell'autoradio, in poche parole, puoi usarlo anche come lettore multimediale. Ricordati che puoi installargli anche una retrocamera. Benissimo, ora ritorniamo nei nostri passi. Di cosa stiamo parlando? Ti spiego subito, ragazzo, ti spiego in termini umani. Questo dispositivo della Carpuride, aperta parentesi, è in vendita su Amazon, chiusa parentesi, ma poi comunque ti metterò anche tutti i link. Non è un navigatore a sé stante, stai attenzione, potrebbe sorprenderti positivamente come potrebbe deluderti. Nella vita ti spiego sempre che le gioie e le delusioni arrivano in base alle aspettative che uno ha. Pertanto, cosa fa questo giocattolino? Questo giocattolino innanzitutto non è un navigatore, ok? Non è che tu te lo metti lì, hai il tuo Google Maps, col touch gli fai, gli imposti la strada, scrivi. No, non è un dispositivo Android. Tu eri abituato con i vecchi dispositivi di navigazione che erano un po' dei tablet, ossia avevano il loro sistema operativo a sé stante, che poi non veniva più supportato, si impallava perché giustamente l'hardware era quello che era, eccetera eccetera. Adesso vabbè, saltiamo tutti questi dettagli prettamente tecnici. Questi nuovi dispositivi, non parlo solo della Carpuride, ce ne sono tanti altri, li avrei sentiti nominare come Android Auto o Apple Car, ok, magari in qualche rivista di automobilismo o di tecnologia. Cosa fanno? Si collegano, in qualche modo sincronizzano con il tuo smartphone non appena entri all'interno del tuo veicolo, del camper, in quanto comunicano tramite Bluetooth, ok? Una volta che tu sei entrato nel tuo veicolo e il tuo iPhone piuttosto che il tuo Android si è sincronizzato con questo dispositivo, vedrai le notifiche delle chiamate, dei messaggi WhatsApp e via discorrendo arrivarti su questo dispositivo. So già che ti vuol dire: ma no, sta buono che te conto tutto. Ho voluto anteporre questo sistema di domotica in quanto con l'uscita del nuovo codice della strada, sai che se senti fruscia è l'alimentatore che sta caricando, è diventato sempre più, giustamente, sempre più rischioso per la tua cara patente guidare e pitoccare col telefonino. Quindi nella pratica cosa succede? Ti arriva un WhatsApp, ok? E sto qua ti dice: ti è arrivato un WhatsApp da Mugliere in Cassada, vuoi leggerlo? E ti dice: ma non sa, va bene, dai, sì, leggimelo. E ti legge il testo. Vuoi rispondere? Sì, rispondi. Con cosa vuoi rispondere? E là gli dici: sì, sto arrivando a casa, non svangare le palle, eccetera eccetera, fra 10 minuti sono a casa. Cioè, capisci? È una cosa molto molto utile per quando si è alla guida. Però non ci limitiamo solo a quello. Con la funzione Apple Car o Android Auto presente in questo dispositivo, tu hai anche delle funzioni di navigazione molto comode. Quando tu apri il tuo Google Maps sul tuo telefonino, per carità funziona anche con Maps.me, che è quel navigatore, quelle mappe offline, diciamo, che io ti ho spesso consigliato, e con Waze, ok? Quindi non funziona solo esclusivamente con Google Maps. Comunque tu apri la tua app di navigazione preferita e quest'app si apre, seppur con un'altra interfaccia, un'altra grafica e altre funzioni, anche su questo display dal telefonino, e sottolineo dal telefonino. Tu imposti la destinazione, premi avvia navigazione dal tuo telefonino e come per magia, tac, no, vabbè, adesso no, se tu non gai fili, non sai niente, però se gli attacchi la corrente, come per magia, tac, parte la navigazione qua. Ha i suoi bei vantaggi, in quanto, non so, sei fermo un semaforo, vuoi fare un video di un qualcosa, il fatto che tu apri la fotocamera del tuo video o apri un messaggio WhatsApp o che ne so io, non va a buttare giù il navigatore, ok?
perché poi è la classica storia, viene verde, ok, devi partire, non ritrovi più il navigatore, sbagli strada, è una cosa che a molti succede spesso. Io spero che tu abbia capito, questo è il funzionamento del dispositivo. Le caratteristiche no, vattele a leggere sull'internet. Lui ti dice, guarda qua, c'è il collegamento col telefono, è quello che ti ho spiegato. FM, hai la radio FM, il monitor IPS touchscreen, hai la sua memory card che ti avevo detto, hai la retrocamera, possibilità di collegargli la retrocamera, hai ovviamente i comandi vocali e il sistema AUX che l'abbiamo visto è quello per collegare l'audio dell'impianto stereo, e il sistema di navigazione che insomma è un po' il phone link che ti ho raccontato prima. Da informatico io so che giustamente ci sono delle cose che, per quanto possano sembrare semplici per certe persone, possono essere abbastanza complesse, complicate, sconosciute e pertanto frustranti per altre persone. Ok? Pertanto io ora ti vorrei far vedere la prima accensione, quindi insomma la configurazione, visto che sto registrando con la Sony, dopo anni l'ho riesumata, cara. Quindi ho il telefono libero e il dispositivo libero, quindi andiamo e attacchiamolo. E ora attacca una luce a youtubero, ecco qua, questo è il dato. CP, le chiedo il permesso di girare un video qua nella sua area. Dica ciao il CP, è il CP perplesso che siamo di usare a sua cucetta, cara il CP. Dove te metto? Aspetta, io ti avrei messo qua. Il dispositivo lo metterò qua, fermo che una volta ogni tanto faccio youtuber, lo faccio ben, cambio l'obiettivo, metto quello con lo zoom così ti inquadro meglio le schermate del dispositivo. Al posto di comando, eccoci qua ragazzo, gli attivo l'alimentazione. Questa è la prima accensione, i rumori che senti sono quelli del CP che spacciuga qua sotto. Eccoci qua arrivati nella schermata principale. Effetti sonori gentilmente offerti dal CP. Ma che cazzo me ne c'ava anche degli effetti sonori. Allora sistemiamo un attimino le impostazioni. Andiamo subito nella rotellina in basso a destra. Non ti sto a spiegare tutte le funzioni perché sono tante, io ti spiego quelle indispensabili, quelle utili. Ok, andiamo su camera qui sotto e selezioniamo camera format. Impostiamo a 1080p, di default è a 720, questa è la risoluzione, ossia i dettagli di quanto bene vedi, o meglio di quanto è grande è l'immagine, quanti numero di pixel, puntini che compongono l'immagine, pertanto quanto meglio vedi, esatto, ecco. Risoluzione di registrazione, cioè 720 1080p 2,5k. Io ti consiglierei il 1080p in quanto è più che sufficiente in casi di incidenti per vedere targhe e via discorrendo. Non trovo il senso di registrare a 2,5k, più che altro per il discorso che il 2,5k ti rallenterebbe poi il dispositivo, ok? Perché più alta la risoluzione più deve lavorare il processore, no? Quindi lasciamo a 1080p, ok? Split time è quando ogni quanto dividere il video, 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti. Collision sensitivity, wow, c'è anche la sensibilità di collisione. Questo mi è arrivato con un software diverso da quello che avevo io. Microfono lascialo abilitato. Questa è l'impostazione per la retrocamera e per le linee, nel caso in cui tu metta la retrocamera dritta o a testa in giù, cioè devi cambiargli il senso, hai capito? Quindi la modalità specchio e la modalità delle linee. Andiamo a dare un'occhiatina su system, andiamo a cambiare subito language e ci facciamo praticamente un corso di cinese online oppure di inglese, esatto, perché l'italiano non c'è, me ne ero dimenticato. I suoni del feedback di sistema, c'è questo beep che senti, la data e l'ora, beh questa sì la sistemiamo subito. Allora oggi è il 17 marzo, probabilmente anticiperò questo video perché di solito le marchette le anticipo sempre. Sono le 20:02 pm. Imposta 24 sistema 24 ore perché i stranieri, i foresti usano dire AM e PM, cioè le 8 AM sono le 8 del mattino, PM sono le 8 del pomeriggio, quindi della sera. Tu impostati il sistema 24 ore
così avrai, adesso sono le appunto 20, vedi? Altrimenti si fermava al 12, 20 e 03 minuti, che ora che imposto, ecco qua, conferma. Perfetto, poi cosa abbiamo? Informazioni su storage, sarebbe la micro SD, formata cancella tutto, ripristina le impostazioni di fabbrica e il firmware. Qua sopra cosa abbiamo? Tac, la fotocamera, che bella, ritorna qui in home page, CarPlay, AirPlay, Playback, Android, questa è la luminosità in automatico, molto bello, questo è il volume, stiamo vedendo in tempo reale ragazzi, io manco mi ricordo più, io cliccherei CarPlay perché io ho l'iPhone, altrimenti tu dovresti cliccare Android Auto, ok? CarPlay, AirPlay anche, probabilmente ti puoi vedere anche dei video lanciati dal telefonino, te le vedi lì. Comunque ora qua wifi video, bluetooth music eccetera eccetera, CarPlay, lui ti dice vai nelle impostazioni bluetooth del tuo iPhone, ci andiamo subito, tiriamo giù qui, vediamo riesci a vedere, aspetta qua anche da inquadrarti magari, ecco mettimi qua, sei anche a pignolo, porca miseria. Il consiglio per far prima, tieni premuto a lungo dopo che hai tirato giù la tendina del tuo iPhone, guarda, tiri giù la tendina da destra, tieni premuto a lungo il simbolo del Bluetooth, ti si apre questa schermata delle connessioni, perché ogni tanto mi giro per vedere se so di inquadrare giusto, e tengo premuto a lungo Bluetooth due dispositivi, impostazioni Bluetooth, due dispositivi perché era mio, era Bluetooth in realtà, ok? Impostazioni Bluetooth, e arriviamo a questa schermata, sta cercando CarPuride C709, ha trovato, quindi andiamo a cliccare CarPuride, abbina, vuoi consentire la sincronizzazione dei contatti e dei preferiti? Certo, perché se gli dici chiama la moglie, chiama Mario Rossi eccetera, lui ha bisogno di entrare nella rubrica del tuo telefono, quindi consenti. Vuoi usare CarPlay con Smart Screen? CarPlay connette automaticamente iPhone al display integrato della tua auto, in questo caso del tuo camper, e può accedere al tuo dispositivo anche quando è bloccato. Certo che sì, assolutamente sì, usa CarPlay. Aspetta un attimo che rumatea, che rumega. Si è aperto automaticamente il Google Maps. C'è pertanto anche la sincronizzazione dell'audio, se vuoi aprirti qualche messaggio, faccio sentire, aspetta non si robe strane. Dai, confermiamo chiuso forte. Domani guardo su Komoot se c'è qualche tracciato, qualcosa Stop. che segna per... Quindi c'è anche questa sincronizzazione, c'è la chiamata tipo ehi Siri, chiama la nonna. Chiamo nonni cellulare. Ha risposto lei, vedi? Vedi? Fine, posso dargli fine da qua, ma anche dal telefonino, hai capito? Quindi è veramente un'integrazione completa. Attento, ehi Siri, ricordami di fare qualcosa tra un'ora e mezzo. Ok, ho aggiunto fare qualcosa. Per stasera alle 9:37. Ovviamente è lo stesso Siri del telefonino, hai capito? Però mentre guidi metti il telefonino da un'altra parte e lo puoi utilizzare anche lì ti vengono i promemoria e tutto quanto, è una sorta di estensione del tuo telefono, è una figata pazzesca. Prima che mi dimentichi una cosa molto importante ragazzo, siccome è come un'estensione del tuo telefonino, tu non puoi correre col camper e mettere il telefonino così, o peggio ancora così al contrario, altrimenti vedi, guarda, vedi, cioè c'è una bussola nel telefonino, guarda come si, vedi, mi mandi in tilt tutto, cioè dopo dici il navigatore non va, cioè mi va dove cazzo vuole, eh sì, perché prende dal GPS del telefono, quindi il telefono deve stare dritto o così, oppure anche in orizzontale, ma o così, non così, hai capito? Deve stare come quando navighi il telefono, come lo tieni dritto, ok? Quindi deve rimanere dritto, anche se magari lo metti da un'altra parte, lo appoggi da un'altra parte, ma devi ricordarti che deve essere dritto, altrimenti va tutto a remengo. Questo non tanto con il dispositivo della CarPuride, ma con qualsiasi altro dispositivo, cioè anche con la tua automobile. Perché tanti magari dicono ho il navigatore, l'automobile che va a puttane, perché ti ho impostati da andare dall'indirizzo da puttana, ma se invece per puttane intendevi che va a remengo, cioè va dove vuole, allora è perché
metti il telefonino storto, cioè tienilo dritto il telefonino, è il telefonino che sta navigando, non lui ti sta mostrando, hai capito? Spero di essere sta chiaro, perché ultimamente do per scontato troppe cose e è sbagliato. Insomma, allora cerchiamo un posto. Martignacco, che è dove dovremmo andare a far Pasqua. Guarda, vedi, indicazioni per Martignacco. Posso premere ok o ignora o continuare dal telefonino. Io gli do indicazioni dal telefonino, guarda già che mi fa vedere la strada, vedi? Cioè è una cosa pazzesca. Da qua posso cambiare, fare quello che voglio. Avvia, aspetta, so io inquadrarsi. Avvia, skin su avvia. Procedi in direzione sud-ovest da via È Germanica partito il verso via navigatore, Stalletti. ok? Questo è il riassunto, ok? Che io posso buttare a icona. Guarda, sta rimanendo il navigatore, quindi io posso usare la fotocamera, ok? Per fare un video, e vedi che sta continuando a registrare. È una cosa veramente fantastica, ti dico. Però per avere il massimo, guarda, ti dice anche l'indicatore della batteria, quanto prende il telefono. Per avere il massimo, mi raccomando, pensaci prima dove metterlo, ecco. Ti faccio vedere quelle due applicazioni che ha. Musica, mappe. Adesso vediamo se con musica, no, mi fa vedere le canzoni presenti nel mio iPhone, vedi tutti i contenuti, è fantastico. Guarda, artisti, guarda che figata. Vuoi ascoltare un po' Adriano Celentano? No, ti ascolti stesso, Dio caro. Guarda, tac tac, la canzone. Poi ripeto, te la puoi collegare all'autoradio. Non è bello magari vedere il cavo, ma con Buonasera signorina, buonasera. messaggi, ti puoi leggere i messaggi. Audiolibri addirittura, ti puoi anche ascoltare un audiolibro mentre guidi. Il calendario non lo apro perché ci sono le cose mie di lavoro, nomi di clienti, Google Maps, poi ripeto, Skype, ok? Lui rileva le app che ho io. E ci sono delle app che sono compatibili con questo sistema CarPuride di Apple Car, quali ad esempio Skype, che io utilizzo molto con i clienti, perché puoi farla, te lo dico anche a te se magari lavori con le assistenze, ti consente di fare video, a parte videoconferenze illimitate come tempo, ma anche la condivisione dello schermo senza limiti. Mentre se usi Zoom o altri dispositivi di controllo remoto per mostrare ai clienti, non so, una presentazione al tuo computer, lì hai il limite di tempo, hai capito? Non è bello, devi acquistarti la licenza a pagamento. Nel caso di Skype invece ce l'hai limitato. Però vabbè, questo è un appunto extra. C'hai WhatsApp e Telegram, perché ho Telegram e il famoso Maps.me, che è il navigatore offline. Questa è una cosa che io ti consiglio di abbinare anche a questo sistema, soprattutto quando vai all'estero, magari hai finito i giga, oppure sei in punti dove la tua SIM non prende. È importantissimo avere un sistema di navigazione offline, fidati. Magari aspetta che torniamo da. Rieccoci qua nella postazione da youtubero. Si era meglio l'altro obiettivo, lo so, l'altro era il Sigma 16 mm, è un obiettivo professionale per fare video in notturna o fotografie in notturna, però è fisso, non ha lo zoom, hai capito? Quindi come zoom per farti ste robette qua ti ho rimesso il Sony. Impressioni. Allora, non mi vedi particolarmente entusiasta, nonostante io sia un grandissimo appassionato di tecnologia, perché questo dispositivo, ti ripeto, ce l'avevo da un pezzo. Poi ci sono state delle complicazioni, non si sa se è stata colpa del camper o del lab, eccetera. Insomma, il pezzo si è bruciato, e quindi gentilmente, sono stati molto gentili quelli da CarPuride, me ne hanno mandato un altro, e quindi sì, ringrazio di questo. Però appunto anche il dispositivo già lo conoscevo bene, quindi le impressioni che ho sull'utilizzo eccetera sono molto positive, te le confermo dopo un mese e passa di utilizzo che ci avevo fatto con l'altra versione. Questa è una versione diversa, il software aggiornato, avevo visto qualche impostazione diversa, mi sono un po' spiazzato, ovviamente migliore perché è chiaro, gli aggiornamenti per quello li fanno. E una cosa sì che ti consiglio, poi
problemino tra virgolette di ste cose che sono accessori in più, nel senso devi anche sapere dove metterlo fisicamente, intendo proprio studiare dove mettertelo, hai capito? Io avevo già i due display delle retrocamere, guarda, girate, e quindi più o meno lo metterò lì, lo metterò davanti ai cactus, diciamo, e lo vorrei mantenere dritto per usare anche la funzione dashcam. Metti succede qualcosa, lui comunque registra tutto H24, cioè mentre è acceso, ripeto, l'ho già detto prima, mentre guidi lui registra di continuo nella micro SD. E tu mi dirai, Singano, una volta che è piena la micro SD cosa succede? No, niente, cancella automaticamente i file vecchi, come tutti i dispositivi di videosorveglianza. Alla fine, sai, tante telecamere hanno anche la schedina dietro. Questo può essere importante perché se ti salta la connessione, i ladri spaccano la videocamera o cose del genere, a te non so per che motivo serve il filmato, e rimane, cioè anche se salta a corrente, hai visto, i file vengono spezzati e quindi ti restano le registrazioni, ok? Aspetta che non vorrei aver perso il filo del discorso. No, dicevo che lo voglio mantenere dritto per inquadrare il Cristo che giudica il mondo, che lo indica e giudica, e appunto per sfruttare la funzione di dashcam. Certo, il top sarebbe stato usarlo tipo al posto dell'autoradio. Guarda, metterlo lì, aspetta, guarda, metterlo qui, vedi, ci sono due slot per l'autoradio e uno pensa, madonna, uno mette due autoradio. No, non era proprio così, una volta era magari il CB, l'autoradio, gli altri strafanti, hai capito? E ci sono poi delle autoradio 2 DIN che non sono quello che ti ho fatto vedere io questa sera, sono un'altra cosa, sono delle autoradio che si collegano, che ti occupano tutti quei due spazi, ed è certo che sono molto più comode averle lì. Tu mi dirai, ma sì, magari con Mirko se taglia, se fa, se briga, ti direi no, perché magari dopo... Allora, sono cose che possono interessare anche a te. Allora, una è uno dei motivi per i quali ho detto di no a questa cosa, è una regola generale di vita nella materia, vita di materia intendo, dove tu dici, ah che bello, sì, ho questo dispositivo figo appena uscito, gli faccio la cornice nel cruscotto del camper, magari il camper nuovo, no? C'è un camper che mi terrò 5-10 anni o 20 o 30, hai capito? E poi cosa succede? Magari il dispositivo si rompe o esce il modello nuovo che ha una funzione che tu vuoi assolutamente, oppure non è più compatibile col tuo telefono, che cavolo ne so, devi cambiare quel dispositivo. E cazzo, tu sei andato a tagliarmi, a segarmi il cruscotto del camper, e come fai adesso? Cioè, capisci? È un po' come quella volta che volevo mettere nella scrivania, fare un sistema per incastrare il tablet perché andasse a livello, ok? Tazzi che mi ha fermato Alessia, mi ha detto, guarda che dopo quando cambi tablet, ho detto, cazzo, è vero? Capite? Quindi attento a quelle cose lì. E seconda cosa, che io non ho voluto l'autoradio 2 DIN, o comunque anche non vorrei questo dispositivo al posto dell'autoradio, è che la qualità audio, con tutto rispetto, del mio stereo della Sony è decisamente superiore a quella di questi dispositivi. Insomma, c'è un autoradio che costava 100 passa euro e insomma serve solo a quello, e si sentirebbe poi la differenza qualitativa nell'audio, hai capito? E ci sono anche delle signore casse su Pulmin, c'è tutto l'impianto Explode della Sony, in più dei tweeter da gara che mi ha gentilmente regalato Mirko che a volta, quindi attaccare il tutto a sta roba qua sarebbe un po' un peccato. Bene ragazzo, ti chiudo così la marchetta. È un dispositivo che tanti conoscono, ce l'aveva anche Matteo, quello che vedrai o hai visto, adesso non lo so come gestirò sto video recensione, nel video che abbiamo girato in quella bellissima ciclabile, l'Alpe Adria. E lui ha il dispositivo della Carpuride, ce ne sono tanti modelli. Quello che hai visto in questo video è il Carpuride W905, come ti dicevo lo trovi anche su Amazon. Sintesi del video, Singano lo consigli? Certo, te lo consiglio. È indispensabile, utile? Allora, indispensabile assolutamente no. È utile, sì, è utile tanto quanto mettersi il telefonino là, però ti ho spiegato i vantaggi che può dare, o comunque insomma tieni conto anche del fatto che ha il display molto grande, cioè rispetto a un telefonino è il quadruplo di un iPhone 14 Pro Max, che è il modello più grande che esiste dell'iPhone, quindi
c'è anche quello, è un po' un lusso, un regalo che ti puoi fare, insomma, ecco, indispensabile no, ma utile senza ombra di dubbio sì. C'è la dashcam che registra H24, ti puoi gestire anche la retrocamera, hai il navigatore, hai la musica, ok, che è la cosa meno importante, l'integrazione con Siri o comunque i comandi vocali per l'inserimento degli appuntamenti, promemoria, per le telefonate, per i messaggi, per i WhatsApp. Quindi è un po' un sistema forse un po' prematuro, ma questo vale per tutti, non per Carpuride, intendo anche proprio per le nuove automobili che lanciano nel mercato, di domotica, ok, di domotica integrazione con quello che è diventato il tuo cervello, ossia lo smartphone. E che era bella quella del cervello del smartphone, cioè asso questa come fine. Eccolo. Vai sigari!